Allora, ci troviamo ad Orgali e oggi andiamo a fare l'escursione a Tiscali. E sono arrivati la nostra jeep che ci porterà in un pezzo e poi saliremo a piedi. Ok, trekking Piacentino e oltre vi invita quindi a vedere insieme a noi, a proseguire questa avventura. Quindi è da gennaio 2017, una pioggia un po' seria, che si è spostato qualcosa, il magistrato l'ha messo sotto sequestro e siamo ancora aspettati. Poi passavamo sul ponte romano, fino alla settimana scorsa si passava sul ponte romano e adesso ci hanno chiuso anche il ponte romano, dobbiamo solo guardare fino a quando non cresce il fiume che poi non ce la farei a passare. E allora dobbiamo fare tutto il giro della 129 per andare a scuola. Senza su. In origine non è stata creata per i mezzi meccanici. Questo è tutto un discorso che ci riporta indietro almeno agli ultimi 2 secoli della nostra storia, soprattutto all'inizio dell'Ottocento, quando eravamo ancora nel regno di Sardegna e Piemonte, il periodo dell'industrializzazione, il discorso dei mezzi meccanici come locomotive, navi a vapore, eccetera, quando c'è stato un momento di taglio esagerato in cui oltre l'80% di tutti i boschi della Sardegna sono stati rasi al suolo e la maggior parte del legno trasformato in carbone. Quando è stata costruita la ferrovia in quelle che oggi sarebbero Liguria, Piemonte, buona parte della Lombardia, diciamo così, lo Stato, quello che allora era il regno, non aveva i soldi, diciamo, in modo facile e semplice per pagare la società inglese che aveva fatto il lavoro. E quindi avevano dato la possibilità di tagliare tutti i boschi del Manag della Sardegna per rifarsi di quello che non aveva avuto. E hanno fatto un danno impossibile, anche perché in quel momento non si è fatto un taglio regolare, si è tagliato a raso. Io dico infatti che bisogna ringraziare le generazioni che ci hanno preceduto, che hanno fatto sì che si riformasse il patrimonio forestale che conosciamo oggi, perché altrimenti sarebbe stata una desolazione totale. Di tutte le essenze che avevano a disposizione, io vi parlo almeno dei nostri paesi, 2 le hanno sempre risparmiate, perché avevano utilizzo primario nell'economia, chiamiamola così, domestica. Il ginepro e il terebinto. Il terebinto, ve lo faccio conoscere. Ricordatevi che il ginepro in Sardegna è il legno migliore
in assoluto. Sarebbe l'unico legno che non è attaccabile da tarli, da parassiti, eccetera. In tutti i nostri paesi la travatura principale dei tetti delle case, strutture di pastore, che è sempre fatta con legno di ginepro. Che adesso non si può toccare. Ma anche allora, cioè, come protezione c'è sempre stato un discorso di sapere, Sì, capito? Come tagliare. Perché una pianta da sola, nemmeno i nostri nonni la tagliavano. Quando ce ne hai due, ne hai tre, gliene togli uno, utilizzi quella trave, ma fai anche bene, come dire, la pianta. L'importante è non tagliare mai una pianta che rimaneva da sola. Oggi noi, ve ne accorgete, come dicevo in macchina sul sentiero, ci troviamo dei bellissimi ginepri che sarebbero da valutare quasi come gli scarti delle generazioni che ci hanno preceduto, perché erano contorti, ramificati male, eccetera. Ricordandoci sempre dove le piante crescono, perché come vedete siamo sempre in mezzo alle pietraglie. Il discorso invece della stradina era finalizzato al raggiungimento della costa, dove poi il materiale veniva imbarcato e portato dall'altra parte del terreno. Solo che in tutti i nostri paesi, ma buona parte della Sardegna, il trasporto non è mai stato fatto col classico mulo, asino, cavallo, è sempre stato fatto col carro con i bui. Per un motivo per noi facile da intuire: se voi guardate intorno vi accorgete che un pascolo classico non esiste, gli animali li puoi nutrire solo con le foglie delle piante. Quindi qual era il vantaggio? Che con un gioco di bui ti portavi carico anche di 5-6 muli, lo svantaggio è che devi creare un camminamento più largo rispetto alla classica mulattiera. Se vi ricordate, quando avete fatto il Golorizze, sia nella parte per scollinare e nell'ultimo tratto giù, avete visto che c'era tutto il muro di contenimento nei torrenti, ok? Proprio perché lì si scendeva col carro per poi portare i materiali al mare. Una cosa che rimane invece difficilissima anche per i botanici bravi sarebbe quantificare una possibilità di queste piante qua, anche perché non dovete guardare solo la dimensione, ma dovete sempre guardare dove la pianta è cresciuta. Però vedete, dal livello del mare fino a circa 500 metri in altitudine, relativamente vicino alla costa, domina il ginepro fenicio, che è questa pianta che ha le foglie tenere, notate? Come vi dicevo in macchina, queste sono piante che superano facilmente anche i 10, 11, 12 metri d'altezza. Invece, se saliamo in altitudine o ci addentriamo all'interno, non troviamo più il fenicio, troviamo il ginepro coccolone, quello che ha gli aghi, che come qualità di legno non ci differenzia, tutti e due hanno la bacca rossa, solo che quello massimo ti arriva a 7-8 metri d'altezza. A dispetto del nome del ginepro che conoscete voi, da noi è rarissimo il ginepro comune, che è quello che c'ha sempre gli aghi, rimane pendulo, però la bacca diventa quasi un buluetto, no? Quello che magari utilizzate anche in cucina, Quello della macchia eccetera. mediterranea in generale che abbiamo noi a nord. Da noi invece quello esiste nel Sulcis, a volte lo si trova anche nei retroduna, vicino agli arimili. Sì, Da noi, sul mare. da noi invece è quasi impossibile trovarlo. Però stavo dicendo, la difficoltà nel poter fare una valutazione sull'età. Una pianta come questa, che vedete in buonissimo ancora stato di salute, è una pianta che dovete collocare almeno sopra i 7 secoli di vita. Poi, come vi dicevo, durante la camminata odierna troveremo piante che superano il millennio. Man mano che adesso saliamo, avete la possibilità di spaziare e vi viene senz'altro difficile riuscire a immaginare cosa vorrebbe dire calpestare questi calcari. Valutate che un sentiero come questo, il Sopramonte, non esiste. Questa è quasi un'autostrada. A volte noi si fanno dei percorsi perché sai da dove parti e dove arrivi, non perché stai seguendo sempre un classico sentiero. E ti puoi trovare degli ostacoli che ti impediscono di andare avanti. Riuscite a intravedere il canalone di fronte a noi in fondo che scende in diagonale? Quello si chiama Pentumas, Sade Pentumas. Per tutta la sua lunghezza non c'è nessun punto che lo può attraversare da un versante all'altro. Ci sono pareti da 250 metri e oggigiorno lo puoi fare, perché ci viene nascosta, lo puoi fare come percorso da canyoning. Sono 13 salti da fare in corda che ti permettono poi di arrivare fino alla fine. Però se tu ti trovi un ostacolo del genere puoi solo sperare di poterla girare, altrimenti sei obbligato a tornare indietro. Adesso non si vede, ma leggermente più in basso di noi, di fronte a noi, c'è ancora un'ultima struttura di un pastore. Poi da qui in avanti, vi parlo di oltre il 70% di tutto il Sopramonte,
non c'è stata mai attività umana, a parte qualche allevatore di capre, e quindi non ci sono state trasformazioni, non parlo di strade o altro, quindi senza esagerare la possiamo considerare come la zona più selvaggia, però forse anche la meglio conservata che abbiamo in Sardegna. Come dicevo, qui si può andare solo a piedi. Questo è un angolino che vi può aiutare sulla valutazione dei ginepri. Le piante che abbiamo visto prima, se vi ricordate, avevano il tronco e i rami principali ricoperti dalla corteccia. Questo vi fa capire che la pianta in quel caso è ancora relativamente giovane, ma soprattutto in un buonissimo stato di salute. Vedete questa pianta qua? Tutto ciò che vedete bianco non c'è più attività. Gli unici passi partono direttamente dalle radici in posizione esterna e alimentano una piccolissima impalcatura aerea. Per il resto questa è una pianta che è già molto avanti nel suo percorso in discesa. Però di tutta la passeggiata odierna, no? La pianta che vi può sorprendere è qui il ginepro rosso. Guardate la dimensione e da dove viene fuori. Questi sono i casi in cui anche i botanici bravi si trovano in difficoltà. Bisognerebbe fare l'indagine chimica, no? Per avere una certezza. Se vi ricordate, quando abbiamo lasciato il fuoristrada abbiamo fatto prima la stradina, poi il sentiero virtuoso, però sempre un qualcosa di riconducibile all'attività umana. Noi da adesso in avanti seguiremo un sentiero che invece la natura ha messo a disposizione. Gli unici cambiamenti, li avete già notato, sono quelli del cantiere forestale, no? Che ha sistemato, aggiustato, e poi dal 2015 hanno fatto la segnalazione tipo casa. Però da tutto il versante ovest del Monte Tiscali, se vogliamo arrivare alla grotta di Tiscali, bisogna passare in quella spaccatura là. Altrimenti tu puoi continuare a camminare il sopramonte anche settimane, però alla grotta di Tiscali non ci arriveresti nessuno. Quindi senza esagerare con la fantasia, un particolare come questo lo potete valutare anche in senso un po' strategico, difensivo, perché sarebbe bastato ostruirlo o difendere con un minimo e da cui non ci sarebbe stata possibilità di accesso. Com'è? Non volevi mai fare alpinismo?
punto di vista geologico. E ci sono anche le rocce, le grotte. Ci sono le grotte, sì, lo so, in un albero, in un albero. Sono selvaggi. Quando si andava, sempre all'andata e sempre calma al ritorno. Questa sarebbe la pianta più grossa di dimensione che c'è nel disco, perché poi essendo un lecco non niente di particolare. Non c'è stata possibilità per gli archeologi di effettuare una classica indagine conoscitiva, lavoro di stratigrafia, una campagna di scavo. Quindi non essendoci materiale che sia ceramica o metallo a disposizione per poter fare non tanto una valutazione ma soprattutto anche una possibile collocazione, l'archeologo oggigiorno si trova molto in difficoltà.